Siamo con Marco Angelini, coach della selezione Trentino. Coach, quest'anno ci siete arrivati con una squadra che già aveva i presupposti di partenza per poter fare bene. Come ho detto ieri, guarda, il tuo collega, è una squadra rodata da anni. Ti dico una cosa, siamo stati con lo staff a guardare le partite per cercare di studiare gli avversari e alla fine è quasi inutile perché sanno forse più di noi questi ragazzi, perché hanno giocato tante partite assieme, si conoscono e quindi il gruppo è fantastico e quindi penso che sia il giusto premio per loro una finale del Trofeo della Regione. Qual è il ruolo del selezionatore del Trentino? Essere allenatore, essere gestore, essere un po' tutti e due? Del Trentino in questo momento cercare di non rovinare quello che c'è di buono e diciamo del parcheggiatore, mettere la macchina nel posto giusto, nel garage giusto. Intanto complimenti per la risposta e poi volevo dirle, domani sarà una finale sicuramente intensa. Sai contro chi? No, ancora no. Cosa bisognerà fare per vincere? Perché al di là dell'avversario credo che una squadra così debba cercare prima di tutto di mantenere... Stare sempre concentrati, capire i punti deboli degli avversari e fare il nostro gioco e imporre il nostro gioco. Chi preferirebbe lei tra i due? A questo livello non c'è differenza, uno che arriva alla finale la merita, quindi vediamo domani. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.